Com'è che questa gentaglia, anziché ragliare, mangiare da paglia, come gli si addice, ha messo sulla testa di noi tutti una taglia? Com'è che questa massa di imbroglioni che governano nazioni, che poi fanno le guerre per vendere le armi, le munizioni, i medicinali, senza pensare agli effetti collaterali, che vengono pagati poi numeri di esseri umani per vendere cannoni? Cazzo, se i cannoni se li fumassero, o più semplicemente lo permettessero, penso che la gente avrebbe l'energia pulita e vivrebbe più lentamente, ma costantemente per avanzare il niente. Niente, perché questo è quello che fanno, perché la logica del potere si basa sul guadagno, che poi si basa sull'inganno, che si basa sulla follia, che la rappresentatività della democrazia sia effettiva e non facoltativa come spesso accade. Una massa di minchioni relegati in due squadre che poi sono praticamente identiche, 630 maschere di plastica, dallo scudo crociata alla svastica, sono tutti uguali, una mandria di animali raggruppati in associazioni criminali legalizzate a delinquere, mandano ragazzi al macello dietro il quadro di un aereo piantato su un grattacielo, mentre a casa loro è che il mondo sta cadendo sfacelo, e poi dicono che il mondo è cambiato, il mondo è malato, che si guardino dentro il cuore e mi dicano chi cazzo l'ha avvelenato, e dicono che il mondo è diverso, resto perplesso, forse qualche passaggio l'ho perso, perché vedo sempre la stessa identica merda dilagare nell'universo. Certo, la strategia del terrore è sempre la migliore arma e soluzione per tenere in pugno una nazione, e non si fa più con l'olio di frigino, il manganello, il mitragliatore. Adesso hanno a disposizione un mezzo più subdolo che si chiama televisione, che fa disinformazione, che entra in ogni casa, dal piccolo borghese del conduttore a quella dell'operaio, costretto ogni giorno a scobare 8 ore di lacrime e sudore. Ipnotizzano le masse con l'utopia del non pagare le tasse. Nel mondo dei raggiri tu sei il primo della classe, lo Stato poi ti incuri con un mucchio di stronzate, quante ne sparate, tanto che viene spontaneo sorchiedersi se vi hanno rilasciato il porto d'armi ordinario per straordinarie cazzate. Una vita presa a rate, sessioni travestite da TV satellite, DVD e telefonini. Per questo che contate, per quello che sembrate, per quello che comprate, per come apparite, per quanto producete, non realmente per quello che valete, che siete.